Le assenze pesano, la Fortitudo Moncada-Agrigento non passa in casa di Tortona. Era una gara già difficile di per sé, dovendo affrontare in casa propria la seconda forza del girone reduce da 9 successi in 10 gare. Le difficoltà sono aumentate nel prepartita quando, oltre all'assenza già preventiva di Rino De Laurentiis, ha dato forfait anche Marco Evangelisti a causa della febbre. L'esterno biancazzurro ha provato a fare riscaldamento, ma le sue condizioni non gli hanno consentito di essere a disposizione per la gara. I biancazzurri ci provano mettendoci la voglia di difendere e forzando molti errori e scelte complicate per i padroni di casa. I piemontesi però hanno il merito di essere molto presenti al rimbalzo d'attacco e prendere in questo modo il comando della partita, e proprio sull'ultima azione del secondo quarto trovano i punti del +11 all'intervallo. Senza Evangelisti e Combucci in serata no al tiro, manca chiaramente una dimensione all'attacco agrigentino, quella del tiro da fuori. Ciò complica non poco la vita ai ragazzi di coach Ciani, che faticano a trovare spazi dentro l'area anche per i tagli. Anche Tortona fa fatica all'attacco, costretta a tirare spesso con l'uomo addosso, ma segna nei momenti che le consentono di prendersi un ampio vantaggio. Da lì in avanti gli orsi confermano assolutamente il loro grandissimo momento stagionale, conquistandosi la 10ª vittoria in 11 gare. Non ripeto quante vittorie in quante partite, posizione in classifica, la qualità di questa squadra, è chiaro che le assenze, l'aggiunta delle assenze è stata fortemente penalizzante. Nonostante questo qualcosa di meglio potevamo fare, senza ombra di dubbio, soprattutto a livello difensivo e a livello di secondi tiri, cioè là dove il talento non ha particolare incidenza, no? Là dove l'aspetto di intensità, di voglia, di atteggiamento, di presenza, di fisicità, ecco, lì siamo mancati sicuramente in modo abbastanza addebitabile a noi, ecco. Poi le difficoltà offensive erano difficoltà che ovviamente un pochino ci aspettavamo oggi, anche perché l'assenza di Evangelisti sostanzialmente purtroppo è una cosa di stanotte, è stato male stanotte, a 39 di febbre, placche, qualsiasi cosa, e non abbiamo avuto neanche, per dire, mentre sul discorso di De Laurentiis qualche cosa avevamo potuto preparare prima, il discorso di Marco ci ha colto assolutamente di sorpresa stamane. Però insomma dobbiamo fare di necessità virtù, archiviare il risultato purtroppo fortemente negativo, archiviare la prestazione purtroppo per molti tratti al di sotto di quello che ci aspettavamo e dovevamo fare, e ricominciare, nel senso che l'equilibrio di questo campionato è tale per cui domenica si riaprono le danze, abbiamo una partita importante con Ferentino in casa, sappiamo che le due vittorie nei due scontri in casa potrebbero, dato l'equilibrio e dato il numero di scontri diretti che ci saranno, valere l'accesso ai playoff, e ecco, dobbiamo avere la capacità di prendere degli spunti, di prendere anche delle situazioni negative, ma di resettare in fretta e di pensare alla prossima partita.